Con la tradizionale messa crismale del Giovedì Santo si apre ufficialmente il Triduo Pasquale, 3 giorni per rivivere, secondo la tradizione cristiana, la passione, morte e resurrezione di Cristo. Riti tanto tradizionali quanto suggestivi che occupano la parte centrale della Settimana Santa, oggi Giovedì Santo. Vede nella lavanda dei piedi durante la messa in Cena Domini uno dei momenti più importanti e suggestivi. Vengono ripercorse le ultime ore di Gesù durante l'ultima cena con i suoi discepoli e riproposta la scena della lavanda. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, Gesù cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Con il Giovedì Santo si è entrati nel momento più importante dell'anno liturgico e domani i riti del Triduo Pasquale proseguiranno con la suggestiva processione ad Agrigento per le vie della città. Al mattino con i simulacri del Cristo che porta la croce e con la Madonna al seguito, alla sera con la processione del Cristo morto.